Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, vediamo, esce veloce dai nastri Today Winner Font, ma scatta subito all'esterno Ranger Wood SM, che in poche battute si porta a condurre. C'è però già Caddy Icon che si presenta esattamente dopo 200 metri. Caddy Icon, alternativa principale a Boys Going In, va su Ranger Wood SM e l'impegna dopo 300 metri, in grado di passare Caddy Icon, che guida così al completamento del primo mezzo giro. Molto più indietro sono rimasti i cavalli del secondo nastro, con Boys Going In che cerca di recuperare il gap che è diventato di 50 metri in partenza, e quindi Caddy Icon può tranquillamente completare i 600 in 46,4. Boys Going In costretto a una risalita davvero impervia, ora una ventina di metri dalla testa, ma ricordiamo che in partenza è rimasto davvero molto lontano, una partenza del secondo nastro davvero non felicissima. E vediamo così Caddy Icon alle prese con Boys Going In, che ora deve impegnarsi però al suo esterno allo scoperto. Dopo 800 in 1, 2 e 2 validi per la testa, ma che valgono molto meno per l'attaccante. Chilometro intanto in 1, 18 e 1. In seconda posizione si mantiene Ranger Wood SM, mentre per corsie esterne c'è anche Vaumar, che ha preso la schiena di Boys Going In. Terza posizione in corda per Nikos, che precede Today Winner Font e via via tutti gli altri, con al largo anche Naldo Benal. Ora un parziale in 14-9 davanti alle tribune, con Caddy Icon che replica Boys Going In. A contatto rimane Ranger Wood, poi Vaumar che sta superando Nikos, poco più di 600 al palo. In vantaggio è sempre Caddy Icon alle prese con Boys Going In, e a contatto rimane Ranger Wood SM. Questi tre avanti a Vaumar che cerca di riorganizzarsi all'esterno. Intanto insiste Boys Going In, cerca di mettere in difficoltà Caddy Icon, che si riprende bene con il sopraggiungere della curva. I due però prendono vantaggio dal resto del gruppo, è match come si supponeva, e Caddy Icon replica bene a Boys Going In. Caddy Icon entra in vantaggio in dirittura d'arrivo. Boys Going In costretto a sistemarsi in schiena. In vantaggio Caddy Icon a 100 dalla conclusione. Caddy Icon nel finale controlla la situazione, e questa volta non c'è nessuno scherzetto, viene a vincere facilmente. Secondo posto per un eccellente Boys Going In. Più indietro al terzo chiude Ranger Wood SM. 29,4 il penultimo quarto, 32 l'ultimo, 1,16,4 presi dalla testa. La vittoria prima in Italia per Caddy Icon. Enrico Somma in sediolo per il training di Giuseppe Citarella. La volta scorsa aveva gettato al vento una vittoria già acquisita a pochi metri dal palo. Oggi si rifà con gli interessi. Una bella prova in cui ha concluso nettamente al primo posto, ma corre molto bene Boys Going In, che ha dovuto fare gli straordinari, essendo partito molto più indietro dei 20 metri che segnalava il gap iniziale. E al terzo Ranger Wood SM.